Molti non lo sanno, ma il primo papa sardo si chiamava Ilario e fu eletto proprio il 19 novembre del 461. Ilario era nato in Sardegna di sicuro e si conosce di sicuro anche il nome del padre, un certo Crispino. Non si conosce esattamente il luogo della Sardegna in cui nacque, anche se diversi scrittori dicono che fosse Cagliaritano Vero, quindi Casteldario Verace. E questo Crispino nel 445, quindi già abbastanza maturo, fu eletto arcidiacono. Nel 449 ebbe il suo primo grande ruolo. Nel giugno del 449 venne inviato da Papa Leone I al secondo concilio di Efeso, che era un concilio particolare dove erano da decidere numerose, chiamiamole norme, comportamenti sul tipo di rapporto che la Chiesa doveva avere nei confronti della figura di Cristo e quindi di quale tipo di credenze, di aspetti andavano assolutamente messi in risalto della figura di Cristo. Quindi un concilio particolarmente importante. Nacque in quel contesto il cosiddetto credo, che ancora oggi è un riferimento per tutti i cristiani. 455 fu incaricato invece di risolvere un'altra controversia importante, era quella tra greci e latini circa la data della Pasqua. Pensate un po' quale importante ruolo gli diede anche in quel caso Papa Leone I. Malgrado questi ruoli vi ho detto, in Sardegna traccia di Ilario io non ne ho trovata, né chiesette dedicate a lui e tantomeno delle feste dedicate a lui. Ed ecco che arriva il gran momento, fu proprio Leone I a abdicare, diciamo, perché morì Leone I e fu eletto Papa il 19 novembre appunto del 461 il nostro Ilario, che si adoperò per significativi opere architettoniche. Si diceva anche che spendeva troppi soldi per questo. Uno dei luoghi significativi che fanno parte delle opere costruite sotto il papato di Ilario fu il Battistero Lateranense. Fece annettere ai lati ovest, nord ed est tre oratori dedicati rispettivamente alla Santa Croce e ai santi Giovanni Battista e Giovanni Evangelista, unica a conservare la sua forma originaria a croce greca, scusate, con mosaico centrale. I tre edifici furono dotati di ricchi donativi e di una memoria epigrafa che attesta la dedica di Ilario alla Plebs Dei. Questa è la dedica che Ilario fece incidere nel Battistero Lateranense. Morì a Roma nel 468, quindi dopo 6 anni e mezzo di papato, il 29 di febbraio, pensate, in un anno bisestile, e fu sepolto nella basilica di San Lorenzo fuori le mura, dove ancora si può trovare appunto la sua tomba, la sua lapide. Ecco, Ilario, il primo papa sardo che forse i sardi non hanno mai conosciuto.